Le polemiche sul referendum per l'autonomia dopo le dichiarazioni critiche di Luciano Benetton, la replica del governatore Zaia: spiace, lo hanno male informato e comunque il suo voto vale come quello dei suoi operai. Nel frattempo, in merito al referendum, arriva la provocazione shock di 2 sindaci del Padovano: porte sbarrate ai cittadini che non vanno a votare il 22 ottobre. Identificata dai carabinieri e Polfer la banda di giovani che aveva seminato il panico sul treno della linea Venezia-Bassano sabato scorso. Tragico incidente sul lavoro a Taranto, dove un marittimo, Alfredo Chiereghin, 45 anni, di Chioggia, ha perso la vita colpito da un cavo d'acciaio. Bambini non vaccinati accettati in un asilo parrocchiale di Castelfranco, la protesta dei genitori che hanno denunciato la situazione alla procura. Il preside risponde: non tocca a noi controllare. Razzie negli appartamenti estivi e negli hotel, individuato ladro seriale che colpiva soprattutto il litorale, trovata e sequestrata merce per 80.000 euro. Inaugurata all'ospedale di Castelfranco la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, 138 posti letti in più e un'alta specializzazione per la cura dei tumori. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, lo avete sentito dai titoli in primo piano, le polemiche sul referendum per l'autonomia, dure reazioni della Lega Nord alle dichiarazioni dell'industriale Luciano Benetton contro le istanze di autonomia del Veneto, a partire proprio dal governatore Luca Zaia. Una stupidaggine, ben che vada una battuta. La definizione data ieri ai nostri microfoni dall'industriale Luciano Benetton della voglia di autonomia del Veneto non va giù al Carroccio e ai tanti sostenitori del referendum del 22 ottobre. Istanze senza senso, ha aggiunto l'imprenditore di Ponzano, riferendosi sia all'autonomia del Veneto che all'indipendenza della Catalogna. Il governatore Zaia si dice dispiaciuto ma tira dritto. Siamo orgogliosi di avere un cittadino come Benetton a Treviso. Ha fatto una dichiarazione che a me spiace, mi spiace, ma il suo voto non vale di più di quello dei suoi lavoratori, il suo voto non vale di più di quello di un operaio. E voglio però anche dire che penso che lo abbiano mal informato, perché chi dice che l'autonomia è una stupidaggine vuol dire che dice che la Costituzione è una stupidaggine e l'autonomia è scritta in Costituzione. E ne prendiamo atto, ci vorrà anche qualcuno che voti per il no. Molto meno diplomatico il segretario nazionale della Lega Nord, Gian Antonio D'Arè, che a Benetton non risparmia una serie di frecciate. Benetton ha portato a casa naturalmente con un accordo pubblico-privato tutte le autostrade, quelle che erano le nostre grandi risorse sul territorio per dell'artigianato per quanto riguarda la maglieria sono state tutte delocalizzate e lo ringraziamo perché questa non è solo la colpa sua, quindi di quello che se Benetton sta a casa ci fa un piacere. Nel frattempo, in merito proprio al referendum, arriva la provocazione shock di 2 sindaci del Padovano, porte sbarrate ai cittadini che non vanno a votare il 22 ottobre. Dal 23 di ottobre chiederò ai cittadini che chiedono l'appuntamento di venire a parlare col sottoscritto di portarmi il certificato elettorale, perché non accetterò più richieste di sistemazione di buchi, di alberi, di fossi, roba del genere, se non mi dimostrano questo. Chiaro? Avete capito bene? A Campo San Martino la porta del municipio resta sbarrata per chi non presenterà il certificato di voto. Parola di Paolo Tonin. Il sindaco aprirà le porte a chi dimostrerà di essersi recato alle urne. E non c'è solo lui. Anche Bobo Miatello di San Giorgio in Bosco intende adottare la linea dura. Siccome io di media ricevo dai 900 a 1000 persone all'anno, dopo il 22 di ottobre vorrò vedere se hanno il timbro della sezione dove sono andati a votare per il referendum. Provocazione o proposta concreta? Difficile capirlo. Sta di fatto che l'idea fa proseliti, dall'Alta Padovana al Bassanese. Chi vuole parlare con Giada Scuccato, sindaco di Pozzoleone, dovrà anche in questo caso portare con sé la tessera elettorale. Anche io il 23 di ottobre chiederò la ricevuta dei voti dei miei cittadini, ma soprattutto chiederò
a loro, se si sono espressi su un referendum che ci dà forse per la prima volta nella storia la possibilità di avere un minimo di autonomia, un minimo di capacità di cambiare veramente la storia. Il fronte dei sindaci leghisti è compatto, ma non mancano le eccezioni. Paolo Bordignon, primo cittadino di Rosà, parla di discriminazione, ma poi lancia un messaggio ai suoi concittadini: non venitemi più a parlare di autonomia se il referendum si dovesse rivelare un flop. Non mi sento personalmente, ma anche in qualità di sindaco, di fare queste discriminazioni, ma credo che l'appuntamento del 22 ottobre è un appuntamento importantissimo per tutti i veneti. Qui non c'entrano i partiti politici, qui c'entra la dignità di un popolo, qui c'entra un aspetto economico importante. Per cui il 23 ottobre chi verrà dal sindaco a lamentarsi perché in Italia non funzionano le cose, le tasse sono troppo alte, credo se non è nato a votare deve avere farsi un esame di coscienza molto importante. Questo è un aspetto importantissimo e una dignità di un popolo veneto. Grazie. Siamo alla cronaca. Identificata da carabinieri e Polfer la banda di giovani che aveva seminato il panico sul treno della linea Venezia-Bassano sabato scorso. Beccati. La polizia ha scoperto l'autore dell'incendio al Cipresso in zona centro studi, ne pagherà le conseguenze. Ma questa non è l'unica operazione fatta dalle forze dell'ordine nelle ultime ore. I componenti della gang che ha seminato il panico sul regionale 5740 che collega Venezia a Bassano del Grappa sono stati tutti identificati. Parliamo di gang e non di baby gang perché i ragazzotti che le forze dell'ordine, Polfer e Carabinieri, hanno intercettato sono dei giovani con un'età che varia dai 17 il più piccolo ai 27 anni il più grande. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per capire bene la dinamica dei fatti e costruire dei capi di imputazione precisi. Il treno della paura è stato ribattezzato così. Domenica i protagonisti della vicenda, ragazzi italiani e stranieri, sono arrivati a minacciare gli altri passeggeri e non sarebbe un episodio isolato. Succede spesso, quasi quotidianamente, e questo diventa inaccettabile. Abbiamo raccolto al telefono l'amaro sfogo del sindaco di Castello di Godego, la stazione dove il treno è stato fermo per più di 40 minuti a causa di questi teppisti. Pierantonio Nicoletti, che quel treno lo prende tutti i giorni per andare a lavorare, conferma che la situazione è diventata insostenibile. Il comune si costituirà parte civile in un eventuale processo. Per la prossima giunta intenzione di portare all'attenzione della Giunta la proposta di costituirsi parte civile, perché non è possibile che il nostro comune a Castello di Godego succedano queste cose e per fare in modo che non si pensi, appunto, come è scritto nella nota, che Castello di Godego sia un punto di fuga. È necessario intervenire. I treni veneti non possono diventare terra di nessuno, dove vale la legge del più forte. Esercito vigilante, soccorre trovare una soluzione. I pendolari, i cittadini che viaggiano in treno non possono più essere lasciati soli. Mio figlio ferito a scuola con una lama da un bullo, la denuncia shock di alcune mamme a Spresiano, il sindaco non ci risulta ma accerteremo ogni aspetto di questa vicenda. Prepotenti e violenti, tanto da arrivare a ferire alcuni compagni di scuola con una lama, molto probabilmente un taglierino. L'accusa è pesante, pesantissima, e viene da una mamma di Spresiano, terrorizzata da quanto starebbe accadendo in una elementare di una frazione della città. Alcuni bimbi presi di mira da due bulli definiti dalla mamma pericolosi, che avrebbero creato un clima di paura, arrivando a fare del male fisicamente. Bullismo tra i banchi di scuola, un film purtroppo già visto, ma anche una vicenda molto delicata per la quale è necessario ogni accertamento. Certo è che alcune mamme si dicono impaurite e puntano il dito contro la dirigenza scolastica che, a loro dire, non starebbe facendo nulla per questo problema. Un caso che però non risulterebbe molto chiaro, secondo il sindaco Marco Dalla Pietra. Io non ho ricevuto nessuna segnalazione e né tantomeno l'istituto a quanto mi hanno riferito. Tuttavia credo che appunto avvisare prima gli organi di stampa non sia proprio corretto, bisognerebbe sentire l'istituto che poi eventualmente si relaziona al comune e quindi il comune interessa l'azienda sanitaria perché la delega è dell'azienda sanitaria e quindi poi insomma, si segue una prassi, ecco. Così francamente cadiamo un po' tutti dalle nuvole, ecco. Massimo impegno a capire cosa è successo, dice il primo cittadino che ricorda cosa può realmente fare un comune in tema di sensibilizzazione sulla piaga del bullismo. Il comune ha già in essere diverse progettualità, una in particolare proprio sul bullismo, che però parte dalla prima media
e quindi se dovessimo accertare questo fatto sicuramente faremo in modo di partire magari già dagli ultimi 2 anni della scuola primaria. Rimaniamo nel Trevigiano, asilo parrocchiale di Castelfranco accetta bimbi Novax rifiutati da strutture statali. La lettera denuncia di un gruppo di genitori dritta in procura, iniziativa che non sarebbe stata presa dalle mamme dei piccoli alunni stando alla dirigente. Il parroco non si scompone, siamo in regola con la legge, l'accoglienza è un nostro dovere. Dalla sua parte anche il sindaco. E non mettiamo in strada nessuno, questo è un compito dello Stato e non delle parrocchie, si assumeranno loro le responsabilità. Così al citofono della canonica Don Domenico Pilotto, parroco di Villarazzo di Castelfranco, dopo che un gruppo di genitori ha scritto una lettera a procura, prefettura e ufficio scolastico provinciale per denunciare il fatto che all'asilo Fra Giuseppe sono stati accolti anche bambini non vaccinati. Don Domenico non vuole parlare davanti alla telecamera, ma il citofono spiega. Noi siamo in regola con la legge. Sì. Abbiamo ottemperato a quanto la legge ci chiede, abbiamo raccolto tutta la documentazione e fatto il nostro dovere. Adesso tocca alla US valutarla. Il compito delle parrocchie, conclude, non è quello di escludere o penalizzare questo o quel bambino. Noi non possiamo rifiutare bambini e famiglie quando la legge non ci ha chiesto questo. Ci ha chiesto solo la documentazione. Abbiamo richiesto ai genitori e noi, come tutte le parrocchie, accogliamo i bambini che hanno bisogno delle loro famiglie. Don Pilotto incassa l'appoggio, pur prudente, del sindaco Stefano Marcon. Approfondiremo, io presumo che se qualcuno non vaccinato sia entrato, vi sia stato dato accesso alla scuola, abbia seguito il percorso indicato dalla legge che consente di potervi accedere certificando di voler vaccinare i propri figli entro il 30 di marzo. Un caso salito alle cronache come gli approfondimenti che l'Ordine dei Medici ha deciso di effettuare sul conto del pediatra antivaccini di Asolo Goffredo Chiavelli, 75 anni, una decisione appoggiata anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Da quello che ho capito l'Ordine dei Medici ha preso in mano una situazione, ha ragione l'Ordine dei Medici, un pediatra che fa la professione di pediatra e quindi deve curare, deve prevenire eccetera, non può certamente essere contro un sistema e soprattutto contro le vaccinazioni che servono a superare sostanzialmente le malattie infettive. Ancora cronaca, ma questa volta dal Padovano, infortunio sul lavoro all'Imena, ferita alla testa un operaio. Colpito da una piastra d'acciaio staccatasi da un macchinario, un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro alla ditta Ravagnan di Limena. L'operaio, 54enne, stava effettuando una saldatura nel capannone della ditta quando, per causa ancora in corso di accertamento, è stato investito da una piastra d'acciaio che gli ha procurato delle ferite al capo. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Padova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Profughi a 90 Padovana, 2 anni dall'apertura della struttura d'accoglienza all'Hotel Paradiso. Sentite che cosa denuncia la Lega Nord. Esattamente 2 anni fa all'Hotel Paradiso di Noventa Padovana arrivarono i profughi, dovevano rimanere 63, invece sono saliti ad 80. Ora la Lega Nord Comunale denuncia una situazione critica all'interno. Adesso abbiamo 4 indagati, mi dicono fonti attendibili della caserma di Legnaro, dei Carabinieri, e sono 4 indagati che venivano utilizzati da uno spacciatore di Stra, anch'esso nigeriano, già arrestato. Purtroppo ci sono il 5% degli ospiti, se dovessero essere confermate queste percentuali, si occupava di spazio nel quartiere di Oltrebrenta, esattamente nel parco di Gassolata. Ad agosto uno dei migranti ospiti della struttura era stato arrestato per spaccio, ora il sospetto è che avesse reclutato altri profughi nella sua attività illegale. Le indagini sono in corso. Intanto il consigliere del Carroccio Marcello Bano chiede che il sindaco applichi il DASP urbano per altri 3 profughi che parteciparono alla protesta occupando la strada e pare che siano ancora ospiti dell'hotel. Le persone coinvolte erano circa 20 nel blocco stradale e quindi per solidarietà allo spacciatore, e quindi è una situazione ancora molto buia, cioè molto incerta, e chiedo appunto che ci siano delle responsabilità da parte dell'amministrazione comunale, perché il pacchetto Minniti dice che è il sindaco come autorità giudiziaria di pubblica sicurezza che si occupa del DASPO, quindi dell'allontanamento.
e a oggi non ha ancora fatto nulla. Il sindaco Bisato dice che all'interno dell'hotel sono rimasti solo 2 profughi che hanno partecipato alla protesta, difficile accertare con chiarezza tutti gli altri partecipanti. Momenti di paura al Palasport di Vicenza, alcune decine di persone hanno accusato dei malesseri sul posto i vigili del fuoco. Non solo i giovani atleti ma anche qualche genitore ha accusato dei malesseri, bruciori alla gola e mal di testa. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e alcune ambulanze, nessuno però ha ritenuto di ricorrere alle cure mediche. 2 le squadre di pompieri intervenute con il nucleo batteriologico, chimico e radiologico specializzato in questo genere di interventi. Dal Palasport di Viale Ferrarin a Vicenza sono state invitate ad uscire circa un'ottantina di persone che si sono poi riunite all'esterno. Per motivi di sicurezza anche la via è stata chiusa al traffico, circa 50 i ragazzi che stavano seguendo le lezioni di ginnastica artistica e box, tra le persone che si sono sentite male anche alcuni adulti. Le indagini per capire le ragioni di quei malesseri sono ancora in corso. Al momento gli accertamenti porterebbero ad escludere che si sia trattato di una fuga di ammoniaca. L'ipotesi più accreditata, anche se non c'è certezza, è che qualcuno abbia spruzzato dello spray urticante. Fortunatamente l'intervento si è comunque concluso senza gravi conseguenze. Operazione della squadra mobile di Treviso che riesce ad individuare e bloccare un ladro seriale. La sua base, un garage a Ceggia nel Veneziano, trovata e sequestrata merce per 80.000 euro. La base era un garage a Ceggia, è qui che nascondeva la rifurtiva, Rolex, gioielli come bracciali, collane, anelli di pregio, ma anche tablet, biciclette e attrezzi edili. È stato individuato e fermato dagli uomini della squadra mobile trevigiana. La base era un garage a Ceggia, è qui che nascondeva la rifurtiva, Rolex, gioielli come bracciali, collane, anelli di pregio, ma anche tablet, biciclette e attrezzi edili. È stato individuato e fermato dagli uomini della squadra mobile trevigiana il ladro responsabile di numerosi furti fra le province di Treviso e Venezia. L'uomo, un 40enne albanese senza fissa dimora ma conosciuto alle forze dell'ordine, con tutta probabilità non agiva da solo ed ora è caccia al complice. L'operazione è scattata dopo il ritrovamento di un'auto abbandonata nelle campagne di Povegliano. Qui gli investigatori avevano trovato un'impronta digitale fondamentale poi per le indagini ed uno scontrino di un bar. Dalla macchina erano stati visti fuggire 2 malviventi. Dopo mesi di ricerche la polizia è riuscita a mettere le mani su uno dei ladri. La merce era nascosta sia in un garage che in un'ex caserma militare abbandonata. Numerosi sarebbero i furti messi a segno nel Trevigiano e nel Veneziano, in particolare a Eraclea e Caorle. L'attività che svolgeva questo soggetto verosimilmente insieme ad altri complici appunto era incentrata prevalentemente sui furti in appartamento, ma non disdegnavano anche di derubare turisti e quindi accolti in strutture ricettive della zona. La polizia chiede ai cittadini che hanno subito dei furti di controllare la merce sequestrata e di rivolgersi alla questura. Arrestato per stalking, ora ad essere perseguitato è lui. La surreale vicenda ha per protagonista un imprenditore di Jesolo. In carcere per stalking viene sommerso da lettere di fan che lo vorrebbero incontrare. È diventato un sex symbol l'imprenditore iesolano Giovanni Bernardini, arrestato per aver perseguitato l'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. A rivelarlo il suo avvocato Pierpaolo Alegiani, che ha chiesto il dissequestro di un costoso anello con diamante che Bernardini aveva cercato di consegnare alla Comi, violando il provvedimento di allontanamento del tribunale. Giovanni, spiega l'avvocato, vorrebbe regalare quell'anello a qualche altra ragazza in cerca di un corteggiatore vecchio stile. Sono stato infatti contattato da moltissime giovani donne che mi hanno chiesto l'indirizzo del carcere perché vorrebbero scrivergli delle lettere. Soltanto nelle ultime 24 ore il mio studio ha ricevuto 5 telefonate. Una ragazza ha detto che le piacerebbe avere uno stalker come il mio cliente. Il PM ha intanto dato parere positivo alla richiesta di scarcerazione presentata dal legale. Tragico incidente sul lavoro ieri sera a Taranto, dove un marittimo di Chioggia ha perso la vita. Alfredo Chierighin, 45enne originario di Chioggia, ha perso la vita giovedì mentre si trovava su un pontone del porto di Taranto, impegnato in operazioni di dragaggio dei fondali. Il marittimo sarebbe stato colpito da alcuni cavi in tensione dopo il presunto cedimento di un'opera strutturale.
La vittima era sul ponte di coperta e avrebbe perso la vita sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, a cedere sarebbe stato uno dei piloni cui era fissato un pontone. A quel punto i cavi in acciaio sarebbero andati in tensione colpendo il marittimo affacciato al parapetto. Sul posto è giunta una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo proprio personale tecnico e del medico del 118. Le fasi di abbordaggio del pontone sono risultate estremamente difficoltose per il pericolo rappresentato dai cavi ancora in tensione. La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta attivando anche gli ispettori dello Spisal e la polizia scientifica e disposto il sequestro del pontone. Le indagini sono state delegate a personale specializzato della Guardia Costiera di Taranto in collaborazione con gli ispettori dello Spisal. Fino a tarda notte sono state acquisite spontanee dichiarazioni sull'accaduto da parte di tutti i componenti dell'equipaggio del pontone e acquisiti i documenti. Un'inchiesta amministrativa per appurare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità da un punto di vista strettamente tecnico-operativo è stata aperta invece dalla Guardia Costiera di Taranto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Turbolenza alla prima riunione operativa della Commissione bicamerale sulle banche, in discussione la segretezza delle audizioni. Sempre più casini alla Commissione Banche, ma questa volta non è un giudizio di merito, ma la cronaca di quel che succede nella bicamerale chiamata a sbrogliare la matassa e soprattutto a far luce su quel che è successo nel sistema bancario. Sempre più casini perché il Presidente della Commissione, Pier Ferdinando Casini, secondo il regolamento ha poteri praticamente assoluti, tanto da far balzare sulla sedia l'ex Vice Ministro all'Economia Enrico Zanetti. Il Presidente ha il potere di valutare l'ammissibilità o meno delle domande che vogliono fare i vari commissari, e quindi è evidente che il suo ruolo, più che porre domande che a lui non sono interessanti, è quello di bloccare le domande altrui. Secondo il regolamento votato da un asse trasversale che va dal PD fino agli Alfaniani, Casini ha potere decisionale sull'ammissione delle domande e sull'imporre la segretezza delle audizioni. Quanto basta per scatenare la bagarre e spingere il Presidente a innestare la retromarcia. Mercoledì ai piedi di Montecitorio il centrista che guida la Commissione aveva promesso il massimo impegno alle associazioni dei risparmiatori beffati dalle due popolari venete. Con il passare delle ore è quindi arrivata la proposta di investire la rotta e proporre la compartecipazione sulle scelte dei lavori. Per dribblare il pericolo tempi stretti e legislatura in chiusura, Casini ha anche lanciato l'idea di chiedere autorizzazione ai presidenti dei due rami del Parlamento di lavorare in commissione anche quando è convocata l'Aula. Rimane da capire se l'escamotage sarà sufficiente a fare chiarezza su un tema così complesso e che ha messo così a dura prova le tasche di chi di quelle banche si fidava. Inaugurata all'ospedale di Castelfranco la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, 138 posti letto in più ed un'alta specializzazione per la cura dei tumori. Eccola la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto all'ospedale di Castelfranco. Lunghi mesi di polemiche per il contestato taglio di posti letto al San Giacomo. Come al solito poi i dibattiti finiscono quando si vede l'operatività. Oggi è finito il dibattito, poi posso dire, fa più rumore una pianta che cade e una foresta che cresce. Questa è la foresta che cresce, che curerà migliaia di veneti e non solo, rispetto ad alcune patologie oncologiche che sono particolari. Di posti letto in più per i malati oncologici rispetto alla disponibilità di Padova ce ne sono qui 138 più 25 riservati a pazienti provenienti da fuori regione. In continua crescita sono ad oggi il 17% dei pazienti trattati, anche da qui l'esigenza di ricavare nuovi spazi al secondo, 10°, 11° e 12° piano dell'ospedale castellano. Da lunedì inizieremo con attività di natura ambulatoriale, che questa è un'attività però di nicchia altamente avuto specialistica. Si tratta di ambulatori afferenti ai tumori ereditari come l'oncogenetica. Abbiamo poi l'oncologia avuto preventiva, per giungere
avuto poi l'altro autoambulatorio che riguarda i controlli a lungo termine, quindi persone guarite. Da febbraio l'attivazione della prima unità operativa di degenza, chirurgia dell'esofago e delle vie digestive, con 20 letti. Con la sede distaccata si amplia l'offerta assistenziale di Padova, si amplia con l'attivazione di nuove unità operative ad oggi non presenti, alcune sono unità operative proprio non presenti in Avuto Veneto, sono unità operative altamente specialistiche, pensiamo all'oncoginecologia che sarà la seconda unità operativa che attiveremo. Freddo in arrivo dalla Scandinavia nelle prossime ore, sarà un fine settimana però tutto sommato bello, con le temperature però che al mattino raggiungeranno i 10 gradi. Temperature che scenderanno anche sotto i 10 gradi nelle prossime ore, un fine settimana comunque con belle giornate ma piuttosto fredde. Avverrà la prima eruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia che porterà un calo termico delle temperature che si apprezzerà soprattutto alla mattina quando i valori potrebbero andare sotto i 10 gradi. Il tempo però dovrebbe essere bello, ampiamente soleggiato. Nei prossimi giorni insomma, autunno ormai inoltrato, potremo goderci il sole ma con la giacca addosso. Al mattino potrebbero tornare a far capolino le nebbie. Successivamente l'alta pressione delle Azzorre conquisterà il Mediterraneo centrale e quindi anche l'Italia, portando almeno 7-8 giorni di tempo stabile, però con il rischio della possibilità del ritorno delle nebbie mattutine in pianura padana, soprattutto sul Veneto. Temperature nella media di questo periodo per tutto il mese di novembre, ma l'inverno è ormai alle porte. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Pressione in aumento sul nostro paese e dunque tempo stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una bella giornata soleggiata e stabile su tutte le province. Da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata, ma sarà del tutto innocua. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere in lieve calo. Le massime saranno comprese tra i 16 e i 21 gradi, minime tra 5 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui migliora il tempo, cielo completamente sereno su gran parte dei settori o soltanto con poche nubi alte sulle aree centro-settentrionali. Temperature massime tra i 17 e i 19 gradi circa, minime attese tra i 6 e gli 8 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ultimi addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi di confine, sole prevalente altrove. Vediamo anche le temperature, le massime si attesteranno intorno ai 19-21 gradi, minime sui 3-4 gradi circa. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.